Domani, domenica 28 aprile, in Sicilia si vota per le elezioni amministrative. Sono 34 i comuni della regione chiamati a scegliere il sindaco e rinnovare i consigli, 7 con sistema proporzionale e 27 con sistema maggioritario. In totale sono 496.350 i cittadini interessati dalla consultazione. Si vota in un solo capoluogo di provincia, Caltanissetta. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 12 maggio, sempre dalle 7 alle 23. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, invece, per essere eletto al primo turno, un candidato deve ottenere almeno il 40% delle preferenze. In caso contrario, si va al ballottaggio. Al secondo turno vince il candidato che ottiene più voti. Ogni elettore può votare una lista, in questo modo la sua preferenza va automaticamente al sindaco collegato. È il cosiddetto effetto trascinamento, oppure può votare solo il candidato sindaco. In questo secondo caso però il voto non va automaticamente alla lista. È previsto infatti il voto disgiunto, si può votare per un aspirante sindaco e per una lista non collegata a quel candidato. Per il consiglio comunale poi l'elettore può esprimere la propria preferenza scrivendo il cognome o il nome e il cognome in caso di omonimia del candidato scelto accanto al simbolo della lista. Se si esprimono due preferenze, devono essere un uomo e una donna appartenenti alla stessa lista. Se due nomi appartengono a candidati dello stesso genere, la seconda preferenza viene annullata. In provincia di Agrigento, 5 comuni che scelgono il sindaco: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Naro Racalmuto e Santa Elisabetta.